La mia azienda si chiama Frigo Impianti, io sono Frigo Andrea, sono il titolare insieme al socio, mio fratello, Frigo Massimo. La mia azienda è nata quasi per scherzo, diciamo, nel 2005. Ero il pupillo, diciamo, del mio datore di lavoro e purtroppo il mio carattere è molto impulsivo e un piccolo fatto che per me è stato molto importante mi ha fatto scattare questa scintilla. Mia mamma mi ha trovato sul divano alle 3:30 del pomeriggio dicendo: Andrea, cosa è successo? Ti sei fatto male? È successo qualcosa? No, ho detto: mamma, mi sono licenziato. Non escludo che è stato un po' difficile a volte, perché sicuramente gli sbagli ci sono stati, però sono contento perché li ho fatti con la mia testa e li ho risolto anche con la mia testa, quindi sono soddisfatto di questo. Ho scelto di diventare maestro artigiano perché sono stato colpito, diciamo, da questo percorso. Con molta soddisfazione dico che sono contento di averlo fatto. Hanno toccato degli argomenti molto attuali. Confartigianato sicuramente è un'associazione molto sentita nel nostro mondo di lavoro, ci ha dato anche queste opportunità. All'interno ci sono persone molto valide, anche sicuramente competenti per il loro lavoro, artigiani sempre sul pezzo.